È diventata definitiva la sentenza del processo scaturito dall'operazione antimafia Sicania che nel maggio del 2006 colpì duramente il clan Fragapane. Il processo vedeva alla sbarra imputati della zona compresa tra Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta e San Biagio Platani. Ieri la Cassazione ha respinto i ricorsi presentati da 3 dei 4 imputati per i quali le condanne inflitte nei precedenti gradi di giudizio sono divenute irrevocabili. Francesco Fragapane 8 anni di reclusione, Giuseppe Antonio Fragapane 9 anni, Giuseppe Laporta 8 anni, Alfonso Milioto invece condannato a 5 anni per illecita concorrenza aggravata dovrà essere nuovamente processato dalla Corte d'Appello di Palermo. Le assoluzioni degli altri 2 imputati di questo procedimento, Stefano Fragapane e Vincenzo Fragapane, non sono state impugnate e sono diventate definitive già da parecchio tempo. L'inchiesta cosiddetta Sicania è la storia di 2 fratelli di Sant'Angelo Muxaro, Vincenzo e Salvatore Vaccaronotte. Emigrano e lavorano tanti anni in Germania come pizzaioli, poi ritornano in paese e con i soldi guadagnati avviano un'attività di pompe funebri. Non lo avessero mai fatto. A Sant'Angelo Muxaro i funerali sono gestiti dalla ditta dei fratelli Milioto, Angelo e Alfonso, ritenuti vicini ai Fragapane di Santa Elisabetta. Come dire, qui ci siamo noi, ma cosa vi siete messi in testa? Gli avvicinamenti, le intermediazioni. Giuseppe Vaccaro, 37 anni di Sant'Angelo Muxaro, imprenditore edile, incontra Vaccaronotte. Accordiamoci, dai, lavorate con noi, oppure così, o anche così, vediamo un po'. Vincenzo e Salvatore Vaccaronotte sono irremovibili, anche perché loro sono autorizzati a fornire corone di fiori e bare, mentre i fratelli Milioto no. Poi addirittura un gesto di sfida. I fratelli Vaccaronotte attaccano sulle mura del paese dei manifesti dove scrivono: per i vostri funerali rivolgetevi a noi, siamo gli unici autorizzati, prezzi convenienti, 1 milione di lire per ogni funerale, bara compresa. La vendetta scatta il 3 novembre del 1999 e ha ucciso il titolare Vincenzo Vaccaronotte. La partita sembra chiusa e invece no, il fratello Salvatore non si dichiara sconfitto, anzi prosegue l'attività, cerca gli assassini del fratello, domanda in paese, inizia a scrivere un memoriale. Poi un giorno in piazza a Sant'Angelo Muxaro gli scappa dalla bocca una frase: sapete, ho trovato gli assassini di Vincenzo. Non lo avesse mai fatto e non lo avesse mai detto. Il giorno dopo, il 5 febbraio del 2000, Salvatore Vaccaronotte è ucciso con un colpo di fucile alla testa. 2-0, la partita sembra chiusa e invece ancora no, spunta un terzo fratello, Angelo Vaccaronotte, che è più prudente, afferra il memoriale scritto da Salvatore, bussa alla porta dei carabinieri, chiede protezione e diventa testimone di giustizia fino all'operazione, che è scattata proprio nel 2006. Mesi di indagine e di riscontri, le microspie in 2 luoghi caldi, il primo è la masseria dei fratelli Stefano e Francesco Fragapane a Santa Elisabetta, il secondo è la casa di campagna di Pietro Mongiovì a Sant'Angelo Muxaro. Dalle registrazioni emerge di tutto: traffico di droga, di armi, poi le coperture a latitanti eccellenti, Luigi Putrone e Gerlandino Messina di Porto Empedocle, poi Joseph Focoso di Realmonte e Maurizio Di Gatti di Racalmuto, poi le gare d'appalto locali, tutte controllate e pilotate, poi ancora le estorsioni, fatte a tappeto.